다들 예동 유습실력 하는 많은 거 야채 Oggi è il quarto giorno degli insegnamenti estivi di Marngok del 2024 e per cominciare vorrei porgere i miei saluti a tutti i membri del Sangha che ascoltano tramite internet e a tutte le persone che stanno ascoltando online. L'argomento principale dei nostri insegnamenti di stasera sarà la questione tra il mantra segreto e il buddismo originario. Ora l'argomento principale dell'insegnamento estivo di Marngok è il mantra segreto, questo è l'argomento principale di cui parleremo, ma per parlare delle origini del mantra segreto, ora al tempo del buddismo originario non c'era una filosofia, una pratica del mantra segreto, del Vajrayana come abbiamo ai giorni nostri. Al tempo del buddismo originario c'erano come i semi della visione, della pratica, c'erano i meri semi della pratica Vajrayana. E quindi ho pensato di parlare un po' di questo. Quindi, innanzitutto, parlando di mantra segreto e chiara realizzazione. Quindi possiamo parlare della combinazione tra mantra segreto e chiara realizzazione. Ci sono due modi diversi di parlarne. C'è il modo generale in cui è descritto, che è quello della maggior parte degli accademici, gli studiosi odierni. Eh, Riguardo al buddismo originario, ne parlano come una religione che segue la natura delle cose, la logica, quindi che è questo tipo di religione. E molti studiosi sostengono, quando fanno le loro ricerche, sostengono che non c'è una relazione particolare tra l'illuminazione del Buddha e il mantra segreto. E la ragione per questo è che quando il Buddha insegnò, raggiunse l'illuminazione, insegnò Giro la ruota del Dharma, non c'era nessuna discussione sul mantra segreto. Quindi in questo modo non dovrebbe esserci nessuna relazione particolare tra il Buddha, tra l'ottenimento dell'illuminazione del Buddha e il mantra segreto. Quindi molti studiosi dicono questo. Ora, la ragione per cui gli studiosi sostengono queste posizioni fondamentalmente è che il Buddha e il Dharma che il Buddha ha completamente realizzato, l'illuminazione che il Buddha ha ottenuta, non è ottenuta tramite fede cieca, è ottenuta tramite saggezza, non è in relazione con la fede cieca. Quindi la saggezza nel continuum mentale del Buddha si dice che è luminosa, non è oscurità, non è, non è come l'oscurità o il buio completo. E per questa ragione, nel buddismo originario, si dice che la buddhità viene in essere attraverso la logica, attraverso la saggezza, non attraverso la fede cieca. A quel tempo in India c'erano molte religioni che si basavano sulla fede cieca, ma la religione buddista segueva la logica. Quindi il risultato di buddhità non è ottenuto tramite la fede cieca. Nei quattro agama
si parla dello stato che il Buddha ha manifestato in questo modo, quindi del fatto che il Buddha ha realizzato la natura delle cose. Questo viene descritto in questo modo nei discorsi connessi, è lì che appaiono queste parole. Queste sono le parole e le ho tradotte molto velocemente, quindi non so quanto siano accurate, ma penso che il significato in senso grossolano sia questo. Quindi a quel tempo il Bhagavan parlò a un gruppo di 5 monaci. Quando c'è una propria considerazione della verità della sofferenza, di questo Dharma mai udito prima, la visione sorge, la saggezza sorge, prajna sorge, la consapevolezza sorge, la luce sorge. Quando c'è propria considerazione della nobile verità dell'origine, la cessazione della sofferenza, il sentiero per la cessazione della sofferenza, di questo Dharma mai udito prima, la visione sorge, la saggezza sorge, prajna sorge, la consapevolezza sorge e la luce sorge. Quindi ciò che si dice qui è che quando il Buddha raggiunse la completa e perfetta illuminazione, tutti i fenomeni divennero l'oggetto della sua chiara realizzazione e quando si risvegliò all'illuminazione, quando la sua realizzazione diventò manifesta, nella sua mente è come se ci fosse stata della luce. Non c'erano fenomeni che egli non vedesse o che non conoscesse, è come la luce, quindi era luminosa. È come l'apparenza di tutto il mondo come riempito di luce, pervaso dalla luce. Quindi la visione sorge, la saggezza sorge, prajna sorge, la consapevolezza sorge e dice la luce sorge. E per questo motivo la oscurità, non può esserci nessuna oscurità dell'ignoranza, quindi non può esserci nessuna non conoscenza. Quindi tutto era riempito dalla luce. E la natura di ogni cosa, lui era in grado di vedere la natura di ogni cosa esattamente com'era. Quindi poteva vedere tutti i fenomeni direttamente nella sua percezione, quindi questo è quello che dice. E c'è un altro pezzo di testo, ma ho provato a tradurlo, ma non so quanto sia accurato, quindi non lo leggiamo. In ogni caso, quello che insegna questo sutra è che quando il Buddha si risvegliò alla buddhità, ciò che gli apparve a quel tempo, l'esperienza, la comprensione che ebbe, è descritta in molte occasioni diverse. E quando si spiega l'aspetto dell'illuminazione, della realizzazione del Buddha, che è qualcosa che va realizzato da ogni singola persona, da ogni individuo, quindi è qualcosa che ognuno deve realizzare per se stesso, conoscere per se stesso. E il Dharma che è chiaramente realizzato è un Dharma che trascende il tempo. Quindi la verità della natura delle cose che c'era 2500 anni fa, che il Buddha vide, e dopo 2500 anni è la stessa, esattamente la stessa, non è che dopo 2500 anni la natura delle cose sia cambiata. Quindi la verità che il Buddha vide 2500 anni fa e la natura delle cose che abbiamo adesso non cambiò, non è cambiata, non è diversa.
Quindi la natura delle cose in qualunque momento, non importa quale sia l'epoca, eh, la, la natura delle cose è la natura delle cose, non c'è modo che possa cambiare. Allo stesso modo, quando il Buddha vide la verità, la natura delle cose, questa è esattamente la stessa per tutte le persone. Ora noi non possiamo vedere quello che il Buddha vide, ma a un certo punto potremo vedere la natura delle cose esattamente come lui. E quindi questa sarà esattamente come l'ha vista il Buddha, quindi sarà una verità, è una verità per tutti gli esseri senzienti, non è una verità soltanto per i Buddha o soltanto per gli esseri nobili. Allo stesso modo, la verità, la natura delle cose è qualcosa che può essere mostrata a chiunque. Quindi è solo una questione di essere in grado di realizzarla o di comprenderla oppure no. Ma è qualcosa che può essere realizzata da tutti gli esseri senzienti, non è qualcosa che possiamo tenere segreto o nascondere. Quando il Buddha vide la natura di tutti i fenomeni, la natura del Dharma, la natura che vide, il Dharma che vide, permea l'intero mondo. È come è onnipervasiva. Non è qualcosa solo per il Buddha, qualcosa che solo il Buddha può vedere e nessun altro può vedere. Se arriviamo anche noi a quel livello, possiamo vederla anche noi. E quindi si dice che è una verità universale, onnipervasiva. La verità che è spiegata nel Dharma, è spiegata essere in questo modo, è universale, una verità onnipervasiva. È vera in tutti i mondi, che si sia un essere nobile o un essere ordinario. La natura effettiva, quale che sia, è la stessa. È qualcosa che è vera quando la vedono gli esseri nobili e diventa falsa quando la vedono gli esseri ordinari. È una verità che rimane sempre vera. E quindi non c'è niente da tenere segreto, no? È qualcosa che deve essere distinta per ogni individuo. Non è qualcosa che appare solo al Buddha e non appare a nessun altro. È solo che il Buddha l'ha vista, ma non è qualcosa che ha visto solo il Buddha e che non può vedere nessun altro. No, è una verità universale. E possiamo vederla anche in questo modo. Il Dharma è qualcosa che possiamo realizzare, la natura dei fenomeni. La natura di tutti i fenomeni è qualcosa che possiamo realizzare, possiamo rendere manifesto. E per questa ragione il Dharma del buddismo originario è una religione che può essere compresa e conosciuta razionalmente. È qualcosa che il Buddha ha realizzato tramite la saggezza e prajna. Non è qualcosa, non è una religione che può essere realizzata tramite la fede. Non è che il Buddha l'ha realizzato tramite la sola fede. C'è anche bisogno dell'intelligenza, di prajna. Quindi il Dharma che il Buddha ha realizzato, che ha reso manifesto, deve essere realizzato attraverso la saggezza, quindi la chiara realizzazione deve arrivare attraverso la conoscenza tramite prajna. E quindi gli insegnamenti del primo buddismo, quando parliamo delle quattro verità, i 12 anelli, i 5 aggregati, la visione senza del sé, e tutte queste visioni che sono le fondamenta. Con tutte queste visioni si ricerca la natura attraverso prajna e ci sono molte presentazioni filosofiche del Dharma
dove si dice che dobbiamo esaminare e cercare la natura attraverso prajna e dobbiamo arrivare a conoscere la natura delle cose sulla base di prajna. E per questa ragione nel buddismo originario il Dharma che il Buddha realizzò chiaramente non è connesso alla fede cieca senza una base razionale o con fede confusa. È come ho detto prima. È come accendere una luce nell'oscurità. Quindi c'è questa natura luminosa. E ha questa natura di conoscere chiaramente, di essere chiaramente consapevoli. Quindi questa è una spiegazione generale, ma se guardiamo alle spiegazioni specifiche, quindi come ho detto questa è la spiegazione generale, ma se guardiamo di fatto il risveglio del Buddha o la chiara consapevolezza del Dharma, del Buddha, non è solo realizzata attraverso la logica o la consapevolezza, prajna. Certamente è dipesa anche da prajna, dal ragionamento, la logica, ma non solamente da questo. L'esempio è come si enfatizza nel Mahayana, e ciò che viene detto è che l'illuminazione del Buddha o il Buddha che il Buddha ha chiaramente realizzato è oltre le parole, è inconcepibile, non è qualcosa che possiamo dire è questo, non è qualcosa che possiamo spiegare. E quindi questo è veramente enfatizzato negli insegnamenti Mahayana. In modo simile, questo lo si trova anche nelle scritture del buddismo originario. Un attimo. Questo viene detto nel Sutra della rete di Brahma, come ho detto l'altro giorno, è nei discorsi lunghi delle scritture Pali. E come abbiamo detto, i cinque Nikaya e tra essi ci sono i discorsi lunghi e il primo di questi è il Sutra della rete di Brahma. Ciò che viene detto nel sutra è Bhikshu è solo a futili e insignificanti questioni, ai dettagli minori della mera virtù morale che un essere mondano si riferisce quando elogia il Tathagata e poi prosegue in questo modo. Quindi eh, gli esseri mondani parlano bene del Buddha, lodano il Buddha, dicendo il Buddha mantiene una disciplina molto buona, pratica le 10 virtù e così via. E queste sono le cose per cui il Buddha viene elogiato dagli esseri ordinari, dagli esseri mondani. Ma di fatto per il Buddha mantenere la disciplina, praticare la virtù, sono non sono così significative, sono le attività giornaliere del Buddha, ma non sono le attività, le azioni vaste del Buddha, non sono le attività più significative del Buddha. E poi continua. E che cosa dice?
Bhikshu, ci sono altri dharma profondi, difficili da vedere, difficili da comprendere, pacifici e sublimi, oltre la sfera del ragionamento, sottili, comprensibili solo ai saggi, che il Tathagata, avendoli realizzati egli stesso con conoscenza diretta, espone agli altri, ed è riguardo a questi che coloro che, che elogiano correttamente il Tathagata in accordo con la realtà dovrebbero parlare. 직디엠바 티수 지당가 직디엠비 미패바 티수 상겔이야다 상겔이자 Quindi 심보레 le persone ordinarie pensano il Buddha è molto importante, noi prendiamo rifugio, quindi quando elogiano il Buddha, ciò che elogiano è il Buddha davvero ha una disciplina eccellente, il Buddha non mente, il Buddha non uccide. E quindi in questo modo elogiano il Buddha per osservare, per compiere le 10 virtù e così via. Quindi il Buddha è eccellente, è incredibile, noi lo elogiamo per questo. E- ma in realtà se pensiamo al Buddha, queste sono davvero piccole qualità, non sono le più grandi attività e azioni, non sono le qualità più significative delle sue attività. In realtà, se vogliamo davvero elogiare il Buddha, se davvero vogliamo offrire vasti elogi al Buddha, ciò che dovremmo elogiare è il Dharma che il Buddha realizza chiaramente, che il Buddha rende manifesto. Si parla delle qualità delle realizzazioni del Buddha, queste dovremmo elogiare. Si parla di qualità degli abbandoni, delle realizzazioni, in particolare le qualità estremamente profonde delle realizzazioni, che sono profonde, difficili da vedere, difficili da comprendere, pacifiche, sublime, oltre la sfera del ragionamento, comprensibile solo ai saggi. eh, Possiamo dire saggi o esperti, ma il termine esperti al giorno d'oggi è molto lasco, quindi intendiamo qualcuno che davvero è esperto di fatto a livello di significato, quindi davvero qualcuno che è saggio. Questo è qualcosa che può essere realizzato, solo il Buddha è in grado di realizzarlo, quindi queste qualità incredibili e completamente perfette, queste sono le qualità che dovremmo elogiare. Quindi stiamo elogiando ciò che di fatto è degno di essere elogiato, ma la maggior parte degli individui ordinari non sanno come fare queste lodi. In ogni caso, a quel tempo, nel Sutra della rete di Brahma si dice che il, ciò che il Buddha, il Tathagata, ha realizzato quando si parla di queste qualità è difficile da vedere, difficile da comprendere, difficile, pacifico, sublime, oltre la sfera del ragionamento. Quando qua si dice ragionamento, la parola per ragionamento in pali è takka, in sanscrito tarka, quindi a volte parliamo di 5 gruppi di tarka nella tradizione tibetana che sarebbero le 5 diverse scuole dei Tarka. Quindi queste sono le stesse. Questo è Tarka in sanscrito. Quindi esaminare con la logica e impiegare del tempo a considerare le cose, quindi usare il ragionamento logico. E quindi quando si dice oltre la sfera del ragionamento, questa parola è la parola originale in Pali è Taka, in sanscrito è Tarka. E quindi quando parliamo di Tarka, pensiamo a quando si procede utilizzando unicamente ragionamenti, unicamente logica, quindi procedere soltanto col dibattito. Quando si parla della realizzazione, della chiara realizzazione di un Buddha, si dice che trascende la sfera del ragionamento e quindi non può essere compresa solo sentendone parlare, non può essere compresa in questo modo, quindi per questo è difficile da conoscere, difficile da vedere.
Allo stesso modo, in questo passaggio dice che il Buddha realizza per se stesso con realizzazione diretta. Dice realizzazione diretta, quindi vedete, vi mostro le parole, dice il Tathagata ha realizzato per se stesso con conoscenza diretta. Quindi il Buddha ha realizzato per se stesso con conoscenza diretta, e qui la parola per realizzazione in Pali è abhiññā, quindi è qualcosa come abhiññā in Pali. In sanscrito è abhijñā, che significa conoscere chiaramente o conoscere in modo manifesto, realizzare chiaramente, conoscere in modo manifesto, quindi conoscere in modo estremamente chiaro. Quindi in questo contesto abhiññā non solo significa conoscere, ma include anche il significato di chiaroveggenza, ad esempio la chiaroveggenza dei miracoli, dell'occhio divino e così via. Qui la parola per chiaroveggenza, anche per chiaroveggenza si usa la parola abhiññā, quindi anche in Pali è la stessa parola abhiññā. E questa chiaroveggenza, quando dice il Tathagata realizza per se stesso, questa chiaroveggenza ha la qualità, la proprietà del segreto, del profondo. È qualcosa che gli esseri ordinari non sono in grado di conoscere. Quindi qualcosa che è nascosto di segreto, questa proprietà, questa caratteristica. E quindi per questa ragione è oltre la sfera del ragionamento. E se lo si dice in altre parole, il risveglio, la chiara realizzazione del Buddha si può manifestare solo tra la saggezza profonda e segreta. Per questa ragione il Dharma che il Buddha realizza è difficile da conoscere e da vedere per le persone ordinarie, oltre la sfera del ragionamento. E sulla base del fatto che le persone ordinarie non lo possono realizzare, non lo possono vedere, allora possiamo dire che è possibile dire che sulla base di questa ragione la saggezza del Buddha è profonda e segreta. È possibile dirlo sulla base di questa ragione. Tuttavia, la saggezza del Buddha essa stessa è dotata di queste caratteristiche di profondità e segretezza. E questo come lo possiamo capire? Ora, l'illuminazione, la chiara realizzazione del Buddha, l'illuminazione no, lo chiamiamo chiara realizzazione, no? In sanscrito a volte per la parola chiara realizzazione si usa la parola vidya o consapevolezza. Quindi vidya in sanscrito e vidya in pali. Quindi vidya in pali e vidya in sanscrito. Quindi questa parola vidya è anche utilizzata per la chiara realizzazione di un Buddha. E quindi come lo sappiamo, la citazione che abbiamo visto prima, quindi di questo Dharma mai udito prima, sorge la visione, sorge la saggezza, sorge prajna, sorge la consapevolezza, quindi consapevolezza sorge, quindi questa consapevolezza è vidya o vijja, quindi nel linguaggio indiano è vidya o vijja. Quindi questa è consapevolezza, ma può essere anche compresa come significare conoscenza o scienza, un'area di conoscenza, un campo di conoscenza che studiamo. Possiamo parlare delle 10 aree della conoscenza, dei 5 aree o campi della conoscenza. Quindi vidya
consapevolezza significa anche mantra di consapevolezza. Parliamo di mantra segreti, mantra di consapevolezza e mantra dharani. E qua vidya significa mantra di consapevolezza. Ad esempio, le parole che si usano nel mantra segreto a volte anche tradotto come mantra di consapevolezza, Rignak in tibetano. Quindi mantra di consapevolezza. E nel Vinaya, nei testi della scuola Theravada, ci sono molti passaggi dove vidya è utilizzato nel senso di mantra di consapevolezza, quindi incantesimi. Si parla della saggezza, della chiara realizzazione, della saggezza del chiaro conoscere. Una qualità che deve avere è una natura incredibile, una natura segreta, nascosta, un certo significato segreto, nascosto, perché si dice che in molti passaggi si dice che le persone ordinarie non lo realizzano e quindi assolutamente deve avere un tale significato. Tuttavia, in queste scritture del primo buddismo si parla della saggezza, della chiara realizzazione. In realtà è molto complicato e la ragione per cui è complicato ci sono due modi di vederlo. Da una prospettiva, vidya significa qualcosa di logico e basato sulla ragione, oppure, come dire, qualcosa che non è qualcosa di nascosto. Diciamo che non è qualcosa di nascosto, in ogni caso, qualcosa che è in accordo con il ragionamento e le ragioni. Da un altro punto di vista, qualcosa che non può essere realizzato tramite logica e ragionamento. Quindi da un lato si spiega che può essere realizzato tramite il ragionamento, le dimostrazioni, dall'altro sembra che non possa essere realizzato completamente in questo modo. Ed è spiegato quindi in questi due modi. E quindi non possiamo dire che nelle scritture buddiste non c'è spazio per una combinazione di saggezza, di consapevolezza e significato segreto, perché entrambe queste spiegazioni appaiono nelle scritture del buddismo originario, quindi si parla di dhyana, di saggezza, di qualcosa che si può raggiungere, comprendere tramite ragionamento e tramite logica, e d'altra parte si parla di qualcosa che non può essere realizzato tramite logica e ragionamento. Quindi negli insegnamenti del primo buddismo, vidya può anche essere, è anche imbevuta di significato di segreto o nascosto. Quindi non possiamo dire che vidya è solamente in relazione con la logica e il ragionamento e così via, che si parla solamente di passare attraverso logica e ragionamento. Non è così. È difficile. È difficile per gli esseri ordinari, diciamo che è nascosto a loro, è segreto per loro. Si spiega anche in questo modo. Alcuni dicono nel Sutra della rete di Brahma, dice che il mantra segreto che si basa sul fede cieca,
Quindi a quel tempo c'era molta fede cieca, c'erano molti rituali, era molto diffusa in India. E quindi anche la divinazione, l'astrologia, quindi c'erano proibizioni molto forti nel sutra della rete di Brahma. E quindi per questa ragione dicono che non c'è nessuna connessione tra la consapevolezza, la saggezza di un Buddha e il mantra segreto, perché nel sutra della rete di Brahma si dice, si proibisce chiaramente di praticare i mantra legati a superstizioni, a fede cieca e le divinazioni, sono proibiti molto chiaramente nel sutra. Ma c'è qualcosa che dobbiamo considerare qui. Da una prospettiva, ciò che ha detto nel sutra della rete di Brahma, quindi il rifiuto dei mantra legati alla superstizione, all'astrologia, quindi questo è vero, ma nei quattro agama c'è questa questione di mantra di protezione e così via. Quindi è importante capire questo e quindi parlerò di questo più tardi. Ne voglio parlare oggi. In ogni caso, durante la vita del Buddha, moltissime persone a quel tempo prendevano rifugio, erano buddisti, prendevano rifugio nel Buddha, credevano nel Buddha, quindi studiavano, praticavano il buddismo e c'erano un bel po' di persone così, ma la maggior parte delle persone possiamo dire che erano ignoranti o afflitte o non avevano educazione. Certo, a quel tempo non c'era educazione come ai giorni nostri. La maggior parte dei paesi dà a tutte le persone un'opportunità di ricevere un'educazione, di andare a scuola, ma a quel tempo in India non c'era una tradizione diffusa di dare alle persone l'educazione, c'erano solo poche persone nelle caste più alte che avevano l'opportunità di avere l'educazione, le persone nelle caste basse non avevano opportunità di avere alcuna educazione. E quindi c'erano persone che non avevano educazione, non avevano ehm, diligenza o non avevano saggezza e quindi probabilmente non c'erano davvero molte persone che avevano la possibilità di praticare il Dharma che il Buddha ha insegnato in maniera corretta. E per questa ragione nel buddismo a quel tempo c'erano molte persone che continuavano a seguire il buddismo come una superstizione, con fede cieca. Quindi anche tra i buddisti a quel tempo c'erano anche qualcuno magari incontrava il Buddha, diventava buddista, seguiva gli insegnamenti buddista, ma più di qualcuno lo seguiva tramite fede cieca e quindi per questa ragione nel buddismo originario, tra coloro che praticavano il buddismo, devono esserci stati come due diversi livelli, coloro che seguivano la logica, il ragionamento, non la fede cieca, investigavano la natura, quindi c'era un gruppo di persone che facevano così, e poi c'era probabilmente anche un gruppo di persone che principalmente seguivano la fede cieca, quindi questi due gruppi di discepoli. E in modo simile si dice nella grande esposizione della scuola Vaibhashika, c'è un testo famoso della scuola Sarvastivada, un testo Abhidharma. E che cosa si dice nel testo? Quando si parla degli 8 rami del nobile sentiero, si parla di corretta azione e corretto sostentamento. Ma effettivamente, in realtà, corretto sostentamento sarebbe incluso nella corretta azione.
quindi corretta parola e corretta azione. E corretto sostentamento dovrebbe essere incluso in questi due, ma è separato. Qual è la ragione per cui viene spiegato in modo separato? Una ragione è che il sostentamento scorretto è molto difficile da abbandonare e eliminarlo è molto difficile. Per questa ragione il corretto sostentamento è spiegato separatamente, come una categoria separata degli 8 rami del nobile sentiero. La ragione per cui il sostentamento scorretto è difficile da abbandonare, da purificare, e questo è descritto nella grande esposizione. No, questa non sono riuscito a farla, ma non c'è problema. Il significato in breve, il punto principale è che il sostentamento scorretto è difficile da abbandonare e la ragione per cui è difficile da abbandonare nel mondo ci sono due dharma, due cose che sono difficili da purificare, da abbandonare. Quindi ci sono due dharma e quali sono? Per i capifamiglia la visione scorretta è difficile da abbandonare, da purificare e per i monaci il sostentamento scorretto è difficile da abbandonare, da purificare. Quindi per i capifamiglia è difficile abbandonare le visioni scorrette, è molto difficile per loro abbandonare le visioni scorrette. La ragione è che se prendiamo un praticante laico che ha i 5 precetti, uno che è molto saggio e conosce abbastanza dell'insegnamento del Buddha e quindi ha preso in modo appropriato i 5 precetti, li osserva, ma un giorno magari ha delle difficoltà, si ammala o c'è qualche difficoltà in casa o gli affari non vanno bene o ci sono altri problemi simili e immediatamente si affida a delle divinità mondane e prega per queste, fa offerte, fa supplicazioni a queste divinità e quindi e si sentono a disagio anche per qualcuno che pratica il Dharma. Solamente praticando il Dharma dovremmo sentirci a nostro agio, quindi solo prendendo rifugio nel Buddha, quindi con convinzione, ma loro non ce l'hanno. Quindi pensano, io devo fare qualcosa, immediatamente si rivolgono a queste divinità mondane, fanno offerte di fiori, incenso e vanno, utilizzano lo Shiva Linga
e versano il latte sullo Shivalinga e si sentono a posto, perché non credono nel karma, nelle cause ed effetti del karma, perché se qualcuno ci crede non ha bisogno di fare così, se ci crede profondamente. E quindi loro non credendoci, non avendo una profonda convinzione, quando incontrano difficoltà, la loro vera natura viene fuori. E per quanto riguarda i monaci, diciamo che abbiamo dei monaci saggi che hanno la completa ordinazione come bhikshu o bhikshuni e davvero osservano bene la loro disciplina, anche qualcuno del genere. A quel tempo il sostentamento dei monaci e delle monache dipendeva dagli altri, perché dovevano andare a fare la questua. Al giorno d'oggi basta stare nel monastero e mangiare il cibo del monastero. Ai vecchi tempi non era così in India, bisognava andare a mendicare il proprio cibo. E se non ti davano cibo non avevi nient'altro da fare, rimanevi così affamato. E siccome il tuo sostentamento dipendeva dagli altri, allora quando diciamo che si vede qualcuno che ci dà del cibo, eh, allora ci si atteggia come persone buone, gentili, ci si cerca di apparire nel modo migliore possibile, anche se magari questo non è quello che si fa di solito, anche se non è... e si fa in modo di attirare l'attenzione di questo benefattore, di entrare nelle sue grazie, quindi per avere sostentamento. E questo è un sostentamento scorretto. E, e quindi è qualcosa che non si può fare. Non si possono elogiare le persone, quindi allo scopo di ottenere qualcosa, quindi elogiando il benefattore. Eh, quindi non siamo in grado magari di chiederglielo direttamente, ma allora ci mostriamo come persone piacevoli, come persone gentili e buone. E quindi, ad esempio, diciamo, c'è questa cosa di cui ho davvero bisogno, e, e quindi non lo diciamo esplicitamente, ma implicitamente stiamo, vogliamo che ci venga dato qualcosa, ma non lo diciamo direttamente, lo diciamo implicitamente. Quindi, per i monaci, per i rinuncianti, abbandonare il sostentamento scorretto è davvero difficile, siccome il proprio sostentamento dipende dagli altri. È difficile abbandonare, lusingare la persona che ci dà da mangiare, che ci sostiene. Invece per i capifamiglia è difficile abbandonare le visioni errate, quindi essere convinti della legge di causa ed effetto del karma. Ora facciamo una pausa di 30 minuti. Also, da xiam liang, ane ringa sa di guo de liang, de xie ju xia ru du xin. Da ringa sa guo de xie ju du san, da de liang tong mar, da de me gi su rup di su na lo le ya. Ane ringa gang guo qie bi. Ora parlerò del termine mantra di consapevolezza. Di zu guo ji xu guo sam. Ya tong ma tang bo de liang lung Per cominciare, quando parliamo di mantra di consapevolezza, nelle scritture del buddismo originario, si parla qui dobbiamo parlare di mantra di consapevolezza che era proibito nel primo buddismo.
Nei cinque Nikaya, Pali o i cinque gruppi di discorsi ci sono ciò che si chiamano, quelli che si chiamano i discorsi lunghi. E il primo sutra nei discorsi lunghi è il sutra della rete di Brahma. E in questo sutra della rete di Brahma ci sono molte proibizioni, proibizioni di molti mantra di consapevolezza, e si dice non vi è permesso praticarli, quindi vorrei parlare di questo. Quindi, come ho detto prima, nel sutra della rete di Brahma, la parola che viene utilizzata, la parola sanscrita è la parola Pali. In sanscrito è Vidya e in Pali è Vijja. E se lo traduciamo in italiano è consapevolezza, in tibetano Rigpa. Quindi quando parliamo di ciò che è consapevolezza, Rigpa, in antichità il modo in cui veniva eh, inteso Vidya era come un mantra miracoloso, un mantra di consapevolezza miracoloso, come un incantesimo, perché aveva un potere, quindi era chiamato qualcosa di miracoloso, di incredibile, un mantra. C'erano molti rituali per pacificare, espandere, dare potere e distruggere, quindi mantra di consapevolezza. E a quel tempo erano qualcosa simile alla scienza odierna. Lo diciamo perché è che c'era una certa causa che produceva un certo risultato. Ora, se ne parliamo in termini della scienza moderna, facendo un esempio molto pratico, se uniamo idrogeno e ossigeno otteniamo dell'acqua e quindi c'è una certa causa che produce un certo risultato e sicuramente produrrà quel risultato. E per questa ragione abbiamo molta fiducia nella scienza. Quindi se abbiamo i risultati, se le cause sono presenti, assolutamente produrranno quel risultato. Quindi la scienza descrive in questo modo e noi abbiamo una grande fiducia. Quindi allo stesso modo si parla di questo potere, se si pratica questo mantra, c'è questo potere, questa capacità. E in questo modo il mantra di consapevolezza è qualcosa che a quel tempo era simile alla scienza di oggi. E quindi per questa ragione diciamo questa parola vidya. La parola vidya che è utilizzata nelle scritture del buddismo originario fondamentalmente ha due aspetti diversi, la possiamo dividere in due. E il primo è la consapevolezza che il Buddha accettava, quindi la consapevolezza che accettava, ma c'è anche vidya che il Buddha non accettava. E quindi in altre parole c'era vidya che il Buddha accettava e vidya che il Buddha non accettava. Quindi ad esempio quella che accettava era quando, nelle parole del Buddha, quando si dice che il Buddha ha chiamato la saggezza ultima con la parola consapevolezza. Quindi questo era un esempio di vidya che il Buddha accettava. Quindi questo è il tipo di vidya che il Buddha accettava. Il tipo di vidya che il Buddha non accettava, non solo anche proibiva, aveva proibito, include
i diversi vidya o consapevolezza, mantra di consapevolezza che appaiono nel Sutra della rete di Brahma. Quindi questi sono inclusi nel secondo tipo di vidya. Quindi questi erano i mantra di consapevolezza che il Buddha non accettava. Quindi questo è il tipo di consapevolezza, il tipo di vidya che il Buddha proibì. Quindi nel Sutra della rete di Brahma, questa è chiamata la vidya o la consapevolezza senza, insignificante, senza significato o la conoscenza senza significato. Quindi Tirajana Vidya, non sono sicuro della pronuncia, più o meno Tirajana Vidya. Quindi arti senza senso, arti senza una base. A volte lo si può tradurre come futile, senza inutile, ma a volte è tradotto anche come arte animale, quindi Tirajana significa anche animale. E quindi questa vidya inutile è anche tradotta come animale e nella traduzione cinese è principalmente tradotta in questo modo. In ogni caso c'è questo sutra della rete di Brahma e anche nel sutra dei risultati del rinunciante, entrambi includono queste proibizioni di questi vidya mantra. Per fare un esempio, nel sutra della rete di Brahma, quello che dice in questo sutra si parla di profetizzare lunga vita, prosperità e così via, o al contrario, dai segni degli arti, è come leggere i palmi delle mani, leggere i mani, le piedi dicendo cosa succederà nella vita e anche fare una divinazione con i presagi e i segni, fare previsioni sulla base dei tuoni, dei portenti celestiali, interpretare sogni, predire la fortuna. E quando il Buddha nacque c'era questo chiromante che venne e guardò i segni nel corpo del Buddha. Quindi dopo che nacque, lui disse, in futuro diventerai o un imperatore universale o diventerai un Buddha, e quindi fece questa predizione. Quindi sulla base dei segni, analizzando i segni, le caratteristiche del corpo, e, e si parla anche di fare predizioni dai tessuti che non sono rosicchiati dai topi, fare offerte di fuoco, fare oblazioni con un mestolo, c'è il- ci sono vari tipi di mestoli, quindi fare queste offerte, quindi sono diversi tipi di offerte. C'è qualcosa che devo cambiare? Quindi ci sono oblazioni di, ehm, di riso, di polvere di riso, di ghee, olio, ehm, offerte dalla bocca, offerte di sacrifici di sangue agli dei, predizioni basate sulle punte delle dita. E poi si parla di determinare se un luogo per costruire una casa è propizio oppure no. È un po' come il Feng Shui in cinese, come nelle predizioni o le predizioni ehm,
per, per gli ufficiali di Stato, come per i politici, oppure, ehm, oppure degli incantesimi per per i demoni in un cimitero, le conoscenze degli incantesimi per curare la possessione da fantasmi, quando qualcuno è posseduto, o l'arte dei serpenti per curare i morsi di serpenti e incantare i serpenti, o degli scorpioni per neutralizzare o per fare il veleno per gli uccelli, per incantesimi per gli uccelli, per i corvi, eh, anche per dire quanti anni una persona vivrà, per predire il numero di anni che una persona rimane, che una persona ha da vivere, e la conoscenza degli incantesimi per dare protezione dalle frecce, se quindi ti colpisce una freccia hai bisogno di un incantesimo, un vidya per proteggerti da questo, oppure per comprendere i linguaggi degli animali. Quindi questi sono i tipi di vidya o mantra di consapevolezza che erano proibiti. Quindi nelle sutra della rete di Brahma si elencano molti diversi tipi di mantra di consapevolezza. Ci- si può dire che ci sono mantra o scienze di conoscenza e tutti questi erano proibiti. In breve, si- quando si parla di arti animali, che cosa include questo? Leggere i palmi delle mani, guardare diversi tipi di presagi, o poi le offerte di fuoco, di ghee, di riso e così via. Oppure, oppure incantesimi per le varie cose e la protezione in relazione alla guerra e quindi protezione anche da questo. Ce ne sono molti altri, non serve che li recito tutti quanti. Conoscenze di come produrre armi, la valutazione di uomini e donne. C'è anche conoscenze riguardo alle attività militari, le eclissi del Sole e della Luna, riguardo alle stelle, attività per riconciliare le persone, l'astrologia, la politica, moltissimi campi di conoscenza, di ordinaria conoscenza, includendo anche trattamenti medici. Quindi tutte queste sono le aree, i campi di conoscenza senza senso. Quindi fondamentalmente sono tutti inclusi in ciò che era proibito. Quindi cosa possiamo capire da questo? Che la consapevolezza nel sutra non significa solo mantra come incantesimi, ma si include anche trattamenti medici. Ad esempio si studiavano le arti mediche. C'erano incluse molte dei campi di conoscenza mondani. Insieme alla proibizione di mantra e incantesimi si proibiscono tantissimi campi di conoscenza mondana, eh, le predizioni e così via. Tutte queste cose sono proibite. Quindi vidya, qui ciò che dobbiamo capire è quando parliamo di vidya qua, consapevolezza, qui significa conoscenza, o scienza o arte. Ad esempio,
quando si diffuse il Mahayana, quando il buddismo si sviluppò e diffuse il Mahayana, che cosa dice il Mahayana? Che i bodhisattva devono studiare le cinque scienze, i sei campi di conoscenza. E c'è una citazione di Maitreya, no? Dove dice ti devi addestrare nelle cinque scienze, nelle cinque consapevolezze. Quindi il Bodhisattva deve studiare le cinque scienze, ma queste cinque scienze sono tutte proibite nel Sutra della rete di Brahma. E quindi questa vidya, il mantra di consapevolezza, ma qui si parla di scienze di arti. Quindi, qua non è solo nel Sutra della rete di Brahma, ma questi sono proibiti anche in diverse parti del Vinaya, ad esempio nel Vinaya Pali. Principalmente ci sono tre parti diverse, quindi Vibhanga, poi ci sono gli aggregati e poi gli appendici, quindi la seconda e la terza parte in termini. E qui nella tradizione tibetana è incluso il capitolo sulla disciplina, sui punti sottili della disciplina. E quindi qui ci sono, per quanto riguarda gli aggregati, ci sono 22 diverse sezioni. Nella tradizione tibetana il capitolo sulla disciplina ha 7 capitoli diversi. Qui ci sono 22 sezioni diverse, che sono a loro volta divise in due, la parte maggiore e la parte minore. Quindi in questa parte minore si parla dei 6 discepoli vicini del Buddha, tra i bhikshu. Molti dei precetti per i bhikshu erano perché sono stati dati perché c'erano molte cose che i membri dei 6 discepoli vicini del Buddha fecero, quindi tutto questo discorso del proibire ehm, lo studio delle arti, delle scienze, eccetera, fu proibito perché i 6 discepoli vicini studiarono le arti, la scienza e così via, e quindi il Buddha disse, sulla base di questo, proibì di farlo, disse se voi studiate queste cose è un'infrazione. E poi i 6 discepoli vicini cominciarono a insegnare queste arti, queste conoscenze agli altri e quindi il Buddha disse non dovete insegnare queste scienze futili senza senso agli altri, se lo fate commettete un'infrazione. E questo quindi nel canone Pali, ma è simile ai punti sottili della disciplina nel canone tibetano. E i precetti di cui si parla nel capitolo dei punti sottili della disciplina sono principalmente cose che bisogna fare, mentre i precetti nel Pratimoksha sono proibizioni. Questo è un punto importante da capire. Ora, nel Vinaya della scuola Mahishasaka si parla di incantesimi che rendono gli altri incapaci, confusi e vengono vietati. Alcuni bhikshu li impararono, li studiarono e quindi il Buddha li proibì.
se lo fate sarebbe un'infrazione, un problema. Allo stesso modo nel Vinaya della scuola Mahishasaka si dice che ci si riferisce ad alcuni mantra per risuscitare i morti. Devono esserci stati dei mantra del genere. Il Buddha disse non dovete impararli, se lo fate c'è un'infrazione. E quindi ci sono molti altri esempi, molte altre occasioni in cui i bhikshu, e quindi venne detto loro, non va bene per voi imparare questi campi della conoscenza. Ci sono molti passaggi, ma tra i, tra i 250 precetti dei bhikshu non ce n'è nessuno riguardo al... non c'è nessun precetto, non c'è nessuna proibizione che proibisce di imparare questi punti o le arti di animali. Ma per le bhikshuni si dice che se imparano queste arti senza senso, ci sono dei precetti contro. Ci sono dei precetti che lo proibiscono e come facciamo a saperlo? Lo sappiamo dal Pali e ci sono le cadute per le bhikkhuni. Quindi è una categoria di precetti. La 49esima di queste cadute in relazione a questo ciò che dice c'è questa, quindi in questo nel Vibhanga c'è questa banda di 6 monache. Ora, in nel tibetano si dice, si parla dei bhikshu che hanno, c'è questa banda di 6 bhikshu che si comportano male e così via, fa varie cose. Quindi c'è un gruppo, una banda di questi, quindi sì, c'è questo gruppo di 6 monaci chiamata la banda di monaci perché ce ne sono 6. E, e poi si parla della banda di 12, di banda di 12 bhikshuni. In tibetano non c'è una banda di 6 bhikshuni, ma nel Pali c'è una banda di 6 anche per le bhikshuni, bhikkhuni, perché anche loro studiarono le arti animali senza senso e per questo motivo vennero criticate dalle persone laiche. E quindi il Buddha disse d'ora in poi non dovete imparare, studiare queste arti animali o arti senza senso. E quindi la 40esima caduta nel Pali Bhikkhuni Vibhanga. Allo stesso modo la 50esima caduta proibisce insegnare la conoscenza inutile agli altri. Per la stessa ragione, di fatto è proibito, è incluso come un precetto. In modo simile, anche nel Vinaya tradotto in cinese ci sono passaggi simili per le bhikshuni. Ad esempio, nel Dharma, nelle quattro divisioni del Vinaya, della scuola Dharma Guptaka, quindi nelle quattro divisioni del Vinaya, del Dharmagupta, si parla di nuovo del gruppo di 6 monache che avevano studiato diverse aree della conoscenza, principalmente i mantra di consapevolezza, ne avevano imparati molti. E quando le bhikshuni udirono di questo, e tra le bhikshuni c'erano molte monache
soddisfatte con pochi desideri. Quindi queste monache ammonirono questo gruppo di quest'altro gruppo di 6 monache, dicendo: perché dovete studiare queste arti inutili? Le criticarono e quando lo fecero, allora i monaci andarono dal Buddha e il Buddha rimproverò la banda di 6 monache dicendo che questo non si accordava con la via spirituale, con la via del rinunciante. No, se voi studiate queste conoscenze senza senso, allora è una caduta. Allo stesso modo, anche nel Pratimokka del Vinaya Dharmagupta, si dice se le monache imparano queste arti dalle persone laiche, allora è una caduta. Se le insegnano queste arti inutili alle persone laiche, è ugualmente una caduta. Allo stesso modo nel Vinaya delle Bhikshuni della scuola Sarvastivada, anche qui si descrivono vari tipi di proibizioni di vari mantra di consapevolezza in modo simile. eh, Nella scuola Mahasamgika si dice che se si impara il mantra di consapevolezza da qualcun altro, lo si insegna a qualcun altro, è una caduta. E c'è anche il Vinaya Bhikshuni della scuola Mula Sarvastivada in tibetano e ci sono 108 cadute che sono non comuni o comunque che sono propri per le bhikshuni e tra questi ce ne sono alcuni per le bhikshuni, quindi 108 e tra questi il 34esimo, penso che sia il 34esimo. Ciò che dice nel 34esimo è se si impari un mantra da un capofamiglia è una caduta. Se studi la consapevolezza, qui si intende il mantra di consapevolezza e la storia qui è che Tulananda era una di quelle monache che si comportavano male e lei andò a imparare gli incantesimi magici delle persone laiche. E quando è che diventò una caduta? Quando è che diventa una caduta? Quando la Bhikshuni impara anche un pochino di quel mantra dalla persona laica, allora è una caduta, anche se è un mantra molto breve. Anche imparare un mantra molto breve è proibito. In modo simile, nel Vinaya tibetano, Mulla Sarvastivada, la 35esima, e dice: se fai sì che un capofamiglia legga un mantra di consapevolezza, allora è una trasgressione. Ma anche se lo dici, se lo dici, lo insegna a un capofamiglia, anche quella è una caduta. E quindi c'era Tullananda, quella monaca, ed era in questo luogo dove c'era un uomo, quindi un capofamiglia, che si recò da lei chiedendole di leggergli, di insegnargli il mantra. E lei disse: oh, capofamiglia, Siripu, Bi Siripu, Siribi, Siripu Soha. Quindi comunque lo lesse e gli disse: ora memorizzalo. E quindi lo recitò 2 o 3 volte, come quando facciamo una trasmissione, no? Lo si recita 2 o 3 volte, no? Quindi probabilmente lo recitò 3 volte dicendo ricordatelo.
Quindi Siripu, Bisiripu, Siri, Bisiri, Bisiripu Soha. Quindi comunque finché lo ripeté, finché, di modo che il Signore potesse memorizzarlo. Dopo averlo recitato, allora questa persona, beh, guarda, io l'ho memorizzato, me lo ricordo benissimo, ce l'ho stampato in mente. Non preoccuparti. Allora la monaca, no, 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 ancora, ancora. Devi memorizzarlo ancora e continua a recitarlo. A un certo punto questa persona si arrabbiò. Ma io l'ho già memorizzato, ancora lo reciti. E si arrabbiò. E gli disse, ehi tu, donna pelata, che cosa mi doveva capitare? D'ora in poi è meglio se non ti vedo più, non ho più bisogno di questo mantra, lasciamo stare qui, me ne vado. E in questo modo se ne andò. E a quel tempo c'era un'altra bhikshuni perché non se ne volevano andare in giro da sole, quindi ce n'era un'altra che l'accompagnava e questa disse, tu l'Ananda? Eh, perché? Perché stai dando fastidio a tutti in questo modo? Perché lo fai? Tullananda disse no, non è un problema. No, sono solo parole, non è niente di importante, non è... lascia stare, non è niente di che. E l'altra monaca ne fu molto sorpresa, le disse, ma come fai a non arrabbiarti? Non hai visto tutte le cose brutte che ti ha detto questa persona? Tu non ti sei minimamente arrabbiata? È incredibile e quindi in questo modo la elogiò, parlò molto bene di lei. E poi le bhikshuni chiesero al Bhagavan, gli parlarono di questo, gli chiesero, e il Buddha fece il precetto, disse, non vi è permesso insegnare i mantra di consapevolezza agli altri, non vi è permesso recitarli. In ogni caso, il punto principale, come ho detto prima, nel modo che è descritto nelle diverse scritture delle diverse scuole, nel primo buddismo c'erano queste arti senza senso che erano molto chiaramente proibite. E per questa ragione, nel primo buddismo si dice consapevolezza, vidya, o in sanscrito vidya. Probabilmente è qualcosa visto in modo negativo, qualcosa che va proibito. Più frequentemente accade in questo contesto. Quindi, poi occasionalmente vidya è usato come qualcosa che il Buddha accetta, ma nella maggior parte delle circostanze più frequentemente viene utilizzato nel senso di qualcosa che va proibito. Ad esempio la parola per ignoranza nel buddismo originario, avidya o avidya. Quindi consapevolezza è vidya, e ignoranza è avidya, o in pali avijja. Quindi la consapevolezza che è l'opposto dell'ignoranza è chiamata illuminazione. Allo stesso modo, nel Vinaya Dharmaguptaka, in 4 parti, ci sono anche descrizioni della cessazione dell'ignoranza e del sorgere della consapevolezza. E queste sono descrizioni di come è ottenere l'illuminazione, lo stato di Buddha. Quindi ci sono alcuni passaggi, ma ce ne sono molto pochi. Per lo più, quando il Buddha descrive la realizzazione, il risveglio di un Buddha,
Le parole sono pagna per saggezza o si parla di perfetta illuminazione, Sambodhi. Quindi queste sono le parole per descrivere l'illuminazione. 시럽다, 정죽더고 진짜기 딱하다 빠냐 사르보다 삼보디 사르보 진짜기 책도 배주 망가 담마다 베기 다다 E 르바 ugualmente 야 si 소소다 parla della perfetta buddhità o perfetta illuminazione. Ci sono parole prajna, 이나야 pajna, 주초 신다지 가르 sambodhi. 샤비나 Queste erano le parole più frequentemente 맹 되게 utilizzate, 최고 ma la 시럽 parola 야 vidya 책 되게 non è 공부 utilizzata molto 도와라 frequentemente. 위갸 위디아사 책디 배주의 제아데 장가르버디 뉴르 샤비나 Tuttavia, se ci pensiamo da un'altra angolazione, la parola per consapevolezza nel buddismo originario, Vijja o Vidya, che ho menzionato prima, è utilizzata solo poche volte. E quindi prajna, saggezza, quindi illuminazione, queste parole sono utilizzate più spesso, ma consapevolezza è utilizzata di meno a livello numerico. Tuttavia, nei testi del primo buddismo l'utilizzo della parola vidya per illuminazione è molto chiaro. E com'è che lo sappiamo? L'ho detto prima, ho dato molti esempi, quindi per fare un altro esempio, il Buddha ha molti diversi nomi, Tathagata, il Buddha completamente perfetto e così via. E in cinese si parla di 10 epiteti del Buddha, ma in tibetano non usiamo così tanto questi 10 nomi del Buddha. E ci sono tutti diversi epiteti del Buddha? In ogni caso, tra questi 10 nomi del Buddha, uno di questi è è colui che ha consapevolezza e condotta, e la parola per consapevolezza è Vijja, cioè Vidya, no? Quindi Vidya o Vijja, quindi consapevolezza. E soprattutto si parla della chiaroveggenza del Buddha che ricorda le sue vite passate, la chiaroveggenza dell'occhio divino, la chiaroveggenza dell'estinzione del contaminato. Queste tre chiaroveggenze sono chiamate tre consapevolezze. E in questo contesto la parola nel linguaggio originale è di nuovo Vijja, quindi la stessa parola. E quindi se ci pensiamo a questo punto importante, le tre consapevolezze sono chiaroveggenze, quella parola chiaroveggenza di fatto è un sinonimo. Fondamentalmente è un'altra parola per la stessa cosa. E quindi la consapevolezza o vidya nel Vinaya Dharmaguptaka include anche alcune qualità o proprietà dei mantra di consapevolezza. Penso che sia ragionevole dire ciò. E a causa di questo poi più tardi, al tempo del Mahayana, quando il Mahayana, quando se un sutra si diceva che aveva si diceva che un sutra aveva la natura di mantra di consapevolezza, si usava questa parola, consapevolezza. Ad esempio nel Sutra del Cuore si dice il mantra della grande conoscenza, il mantra di insuperabile, il mantra uguale a ciò che ne sono uguali e così via. E si dice il mantra della grande consapevolezza o E qui
il Vidya, certo è la consapevolezza stessa, non solo è consapevolezza, ma Vidya e mantra sono combinati, quindi sono congiunti per diventare mantra di consapevolezza. Inoltre la saggezza trascendentale stessa è detta essere un mantra di consapevolezza. E se qualcuno lo recita, la memorizza, dice che può far sparire tutta la sofferenza. E anche nel sutra in 8000 versi. E questo è nel sutra in cinese, non è esattamente come nel sutra nel Prajnaparamita Sutra in 8000 versi in tibetano, ma più o meno è lo stesso. Inoltre nel capitolo dello stupa del mantra di consapevolezza di questo sutra si dice che il Prajnaparamita è un grande mantra di consapevolezza e non solo. Anche memorizzare una sola frase, un solo verso della Prajnaparamita, dal sutra della Prajnaparamita, ha un grandissimo beneficio per evitare, prevenire i danni derivanti dal veleno dei serpenti. E quindi se dice anche che i quattro grandi re si sarà sempre protetti dai quattro grandi re e si sarà sempre protetti dalla paura della guerra. Quindi chi recita il mantra della Prajnaparamita ha un grandissimo beneficio. Non solo c'è un mantra nel sutra, ma se si pratica questo sutra, anche il sutra stesso, se lo si recita c'è un grandissimo beneficio. Allo stesso modo, nel nono volume della Prajnaparamita in 100.000 versi si dice questo è la prajna trascendente è un grande mantra di consapevolezza, è un mantra insuperabile, un mantra uguale all'ineguagliabile. E c'è anche un grande commentario, un trattato sulla Prajnaparamita scritto da Nagarjuna, non è in tibetano, e nel 58° volume si dice tra tutti i mantra di consapevolezza la prajna trascendente è il più grande. E questo è per quanto riguarda il Mahayana. Quindi allo stesso modo, quando gli insegnamenti del mantra segreto si diffusero, le presentazioni come quella del re della consapevolezza divennero molto importanti. Quindi possiamo comprendere da questo che le proprietà, la natura di un mantra erano anche presenti dall'inizio, possiamo dire i semi o i punti critici. Probabilmente erano presenti dal periodo del primo buddismo. Quindi ora per fare un riassunto di questo tema del mantra di consapevolezza, ne abbiamo parlato molto, quindi ora facciamo un riassunto. Quindi questo riassunto del mantra di consapevolezza, la prima cosa che dobbiamo ricordare è che nel buddismo originario il Buddha proibì l'utilizzo di mantra di consapevolezza o queste scienze e accettò che accettava il fatto che esistesse la consapevolezza, ma utilizzare questo termine. Ma quindi proibì
i mantra di consapevolezza, ma chiamò anche la saggezza ultima consapevolezza. Poi il secondo punto è che consapevolezza ha molti diversi significati, ad esempio nelle parole del Buddha può essere la saggezza ultima, la saggezza più alta, questa può essere chiamata consapevolezza. E quindi consapevolezza per descrivere la saggezza. Poi in generale consapevolezza può significare conoscenza o scienza. Allo stesso modo nel Mahayana il significato di consapevolezza si è espanso. Ad esempio eh, significa anche le cinque scienze che il Bodhisattva deve studiare. È un sutra che ha proprietà come un mantra. Ad esempio si dice il mantra della grande consapevolezza. Il quarto punto, nel mantra segreto, il punto di questo secondo, consapevolezza può significare conoscenza riguardo ai mantra di consapevolezza e alle scienze antiche. E quindi a quel tempo la medicina, questi tipi di scienze di mantra erano come quella che adesso è la scienza. Quindi se ci si ammalava bisognava prendere le medicine e bisognava recitare i mantra e ci si credeva, i mantra erano considerati come medicine, quindi si utilizzavano i mantra o si prendevano medicine. Noi crediamo alla medicina, pensiamo che sia di beneficio, allo stesso modo la gente quella volta pensava che i mantra aiutassero. Quindi, ehm, come adesso crediamo alla scienza, nei tempi antichi credevano ai mantra proprio allo stesso modo. Allo stesso modo, poi c'è anche il punto della continuità dello sviluppo, quando ci sono alcuni aspetti che quindi quando il buddismo si diffuse, il concetto di consapevolezza, anche questo si allargò, diventò più vasto, quindi crebbe in questo senso, ma il suo significato di base centrale rimase la saggezza individuale di un Buddha. Quindi una realizzazione di un'esperienza individuale, quindi questa è la consapevolezza. Quindi in questo senso non c'è cambiamento, quindi non c'è differenza nella consapevolezza di ogni Buddha individuale. E il quarto punto, in breve, questa presentazione della consapevolezza prende forma in diverse tradizioni buddiste, ad esempio la tradizione Shravaka, la tradizione Mahayana, la tradizione del mantra segreto, prende forme diverse, ma principalmente si originano tutte dal modo in cui il Buddha presentò questo termine. E quindi tutti sorgono da come il Buddha descrisse e presentò la saggezza. E, e poi continuò a svilupparsi e per questa ragione possiamo capire che pensiamo allo sviluppo della filosofia buddista, della pratica buddista, e questo mostra quanta relazione c'è tra lo sviluppo della filosofia buddista e lo sviluppo delle diverse tradizioni buddiste. Allo stesso modo, un'altra cosa che questo ci mostra è che il Dharma buddista fiorì in molte culture diverse, ad esempio in India, si diffuse in Cina, dopo si sviluppò si adattò alla cultura cinese, quando si diffuse in Tibet si adattò alla cultura tibetana. E questo mostra anche l'abilità del buddismo di adattarsi a diverse culture, diverse epoche.
In ogni caso, essere sempre vivo, è sempre rimasto vivo, la sua capacità potenziale è rimasta, sempre rimasta, quindi comprendiamo che ha questa natura e mostra anche che non c'è un vero cambiamento nella filosofia centrale del buddismo. Se pensiamo a questa parola, vidya, fondamentalmente consapevolezza, vidya significa la consapevolezza di un Buddha, la consapevolezza individuale di un Buddha, ed è lo stesso nel veicolo dell'Ishravaka, è lo stesso, è inteso nello stesso modo nel buddismo originario, nel veicolo dell'Ishravaka, nel Mahayana, è inteso nello stesso modo anche nel Vajrayana. Quindi non c'è stato nessun cambiamento nella presentazione fondamentale del buddismo, quindi ha continuato ad avere lo stesso significato. Penso che possa essere abbastanza per oggi.